Attivisti, professori, giornalisti e molti altri sono i dissidenti che fuggono dalla Russia. Le loro storie stasera a TV7 a 00:20. L'inviato Enzo Miglino. Sono 300.000 i russi scappati dal proprio paese nell'ultimo mese, persone che non sopportano più di vivere sotto un regime. Caterina è ospite di Amici a Firenze. Persone innocenti che muoiono, che perdono i familiari, le case. È una catastrofe. Non è possibile vedere ciò e continuare a vivere in Russia. Andrei era in attesa di discutere la tesi di dottorato in egittologia a Mosca. Per ora non posso e non voglio tornare, temo per la mia vita e anche la libertà. Se venisse applicata la legge marziale, per esempio, tutti gli uomini andranno nell'esercito. Sto cercando i modi per restare qua perché il mio visto scade il 11 maggio. I più esposti sono i giornalisti. Nell'ultimo mese almeno 150 di loro hanno lasciato la Russia. Katea a Bologna lavora per Doxa, sito di informazione creato da studenti. 4 di loro sono sotto processo a Mosca solo perché facevano informazione indipendente. Ho lasciato la Russia per ragioni politiche. Il governo prova ancora a censurarci, a chiuderci in tanti modi. Ma noi continuiamo a lavorare perché sentiamo che è importante. È come essere in guerra. Tornerà in Russia? Sì, un giorno. Non finché dura il regime di Putin. A 3 anni interpretò, la ricorderete, la bambina dal cappotto rosso nel film